La nave San Marco della Marina Militare fa da spola da Lampedusa a Porto Empedocle per svuotare il centro d'accoglienza ormai stracolmo di persone. Donna 32enne morta in casa, fermato il marito, sotto shock da 2 giorni, il 40enne accusato di omicidio è noto alle forze dell'ordine per reati di mafia. Lentini, 38enne, ucciso a coltellate, l'assassino si costituisce. Fede, devozione e tradizione, un intero popolo ai piedi di San Calogero ad Agrigento e Raffadali fedeli a seguito della Madonna degli Infermi. Gli hub tornano più che mai operativi, obblighi della 4ª dose di vaccino anti-Covid per gli over 60 fragili e personale sanitario. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della nave San Marco della Marina Militare con i migranti trasferiti dall'hotspot di Lampedusa e arrivata in rada a Porto Empedocle. A piccoli gruppi i migranti vengono trasbordati sulle motovedette che fanno da spola fino al molo Todaro. Le persone vengono poi accompagnate nella nuova tensostruttura inaugurata a fine maggio scorso. Nella struttura di Contrada a Imbriacola a Lampedusa rimangono 1183 persone a fronte dei 350 posti disponibili. La nave della Marina Militare, ultimate le operazioni di trasbordo, ha ripreso il largo per ritornare sull'isola agrigentina per effettuare il trasbordo di altri 600 migranti. Arturo Cantella. Sono 210 migranti che fra la tarda serata di ieri e stamani hanno lasciato l'hotspot di Lampedusa. 130 sono stati imbarcati nel pattugliatore della Guardia di Finanza che ha fatto rotta verso la città marinara di Porto Empedocle. All'alba nella struttura di prossima accoglienza c'erano già 1014 ospiti. Da poco 80 migranti sono stati trasferiti al porto per essere caricati sul pattugliatore della Guardia Costiera che li ha trasferiti a Porto Empedocle. Intanto in rada a Lampedusa è già tornata la nave San Marco della Marina Militare che imbarcherà nuovamente entro la giornata 700 migranti che in serata dovrebbero fare rotta. Verrà deciso nelle prossime ore o verso Augusta o Pozzallo. Se non vi saranno altri sbarchi in serata all'hotspot di Contrada Imbriacola dovrebbero rimanere circa 234 persone. Nel frattempo dei 600 migranti sbarcati a Porto Empedocle dalla nave San Marco che li ha prelevati a Lampedusa, 150 hanno ottenuto il foglio di via. Sono per lo più cittadini tunisini che non hanno nessun diritto a permanere nel nostro paese senza documenti e che pertanto sono stati espulsi. Si tratta di un atto meramente formale con il quale viene intimato loro di lasciare l'Italia entro 5 giorni, cosa che ovviamente non accade. I migranti rimangono liberi di spostarsi su tutto il territorio in clandestinità. Ma mentre si tenta di liberare l'hotspot di Cala Imbriacola, anche nella previsione che nei prossimi giorni tornerà a riempirsi con la ripresa degli sbarchi, incurante della pressione che sta subendo il nostro paese, la nave Geo Barents della ONG Medici Senza Frontiere si è già posizionata davanti alle coste italiane con la pretesa di un porto sicuro, tanto a detta loro una risposta positiva deve essere data ora. La nave si trova per ora a 14 miglia dal limite delle acque territoriali italiane, nei pressi di Augusta, uno dei porti maggiormente assegnati come possibile sbarco alle ONG. La loro speranza è probabilmente che nelle prossime ore verrà assegnato proprio quello di porto per lo sbarco dei 114 migranti che si trovano a bordo, che sarà un porto italiano è ovvio, ma ormai le ONG non si rivolgono ad altri paesi per chiedere lo sbarco, nonostante siano numerosi quelli che si affacciano sul bacino mediterraneo. O meglio, Geo Barents ha avanzato la richiesta a Malta, ben sapendo che le autorità del paese maltese non risponderanno mai alla loro richiesta, tanto che ha deciso di iniziare a premere i confini italiani pur battendo bandiera straniera. È stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di omicidio volontario il marito 40enne di Caterina Pagano, la 32enne di Letojanni, trovata morta in casa ieri dai carabinieri del comando provinciale di Catania a Macchia, frazione di Giarre in provincia di Catania. Si tratta di Leonardo Fresta, 40 anni, ha precedenti per reati contro il patrimonio ed è attualmente sotto processo per associazione mafiosa. La morte di Catena Pagano, conosciuta con il nome
di Deborah, secondo quanto ha raccontato il marito, sarebbe avvenuta venerdì sera, ma solo ieri l'uomo ha chiamato i medici del 118 per un intervento medico che si è rivelato inutile. Fresta ha solo raccontato di aver sentito le lamentele della moglie e di aver tentato di darle aiuto, senza però riuscirci. La procura di Catania ha nominato ieri il medico legale Giuseppe Ragazzi, che ha riscontrato delle chimosi sparse sul corpo di Deborah Pagano. La donna era conosciuta da tutti in paese, dove i suoi familiari gestiscono un negozio di fiori. La madre della vittima, appresa la notizia, è stata colta da un malore e ricoverata nell'ospedale di Taormina. Il mio assistito è rimasto 2 giorni sotto shock, senza riuscire a capire cosa fosse successo, e neppure lui sa spiegare bene il perché, dice l'avvocato Salvatore La Rosa, legale del quarantenne fermato. Per quello che risulta a noi, la famiglia non aveva problemi e nessun contrasto, c'era stato tra i 2 coniugi, che vivono una relazione tranquilla. L'avvocato La Rosa spiega che la figlia della coppia non era in casa perché era con i nonni a Letojanni. E a Lentini, in provincia di Siracusa, in via Silvio Pellico, poco dopo la mezzanotte di domenica, Roberto Raso, 38 anni, è stato ucciso a coltellate. Ai carabinieri si è costituito accompagnato dal suo legale Antonio Montalto, 23 anni. Forse tra i 2 si è scatenata una lite, poi Montalto avrebbe estratto un coltello e sferato un fendente. Raso, gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno tentato inutilmente di strapparlo alla morte. Indagano i carabinieri. Montalto avrebbe raccontato di essersi difeso da un'aggressione. È andata in archivio la festa di San Calogero 2022, un intero popolo attorno a lui anche quest'anno. Amore, fede e devozione, applausi e lacrime di gioia, questo lo spirito dei fedeli. Ieri la seconda e conclusiva domenica dedicata al santo più amato dagli agrigentini. Arturo Cantella. Si è conclusa ieri la seconda domenica di San Calogero, la festa più amata degli agrigentini, dedicata al Santo Nero, una domenica intensa che ha visto il santo percorrere le vie della città con un bagno di folla e di gente che lo attorniava, con i tamburi dei tamburinari di girgenti che fra le ali della folla gli apriva la strada. Una festa che quest'anno ha visto anche l'assoluto divieto di baciare il santo, un invito al buonsenso, come detto nel corso della conferenza stampa al santuario di San Calogero, rivolto da Don Calogero Montana Lampo, priore della confraternita di San Calogero, e dal presidente dell'associazione Portatori. Una festa che è ritornata dopo 2 anni, la pausa del Covid, si sta riprendendo verso la normalità, ma il virus è sempre con noi. Per questo bisogna stare attenti, e all'unanimità è stato deciso di non baciare la statua. Anche per la donazione del pane, massime sono state le raccomandazioni di non tirare il pane durante la processione, anzi di convertire la spesa in azioni concrete, sempre a detta degli organizzatori. Una festa che è durata un'intera settimana, che ha visto la novità dell'infiorata fatta dall'associazione di Montallegro per la prima volta nella storia di Agrigento durante la festa, che ha raffigurato il santo esposto davanti al santuario prima dell'uscita alla prima domenica. Tra gli eventi organizzati collaterale anche una festa in suo onore, Uveni Ravilla, che ha visto la degustazione di prodotti tipici siciliani preparati da chef agrigentini, e un mega concerto con tanti musicisti e attori che si sono esibiti in Piazza Stazione. Quindi nella giornata di ieri, tra le iniziative, la Sagra del Grano, una processione offertoriale che ha visto la partecipazione dei portatori dei fedeli con gli ex voto che hanno portato i prodotti della terra, a seguire il corteo i carretti siciliani fatto da muli e animali parati per l'occasione, quindi i tradizionali tamburi di girgenti, battere per le vie della città, la Santa Messa celebrata da Don Giuseppe Cumbo, vicario generale, e quindi alle ore 13 l'uscita del santo dal santuario, che ha attraversato via Atenea fino ad arrivare al santuario dell'Addolorata. La sera la processione notturna con il santo che torna dal santuario al Viale della Vittoria. La festa si è conclusa con un grande gioco pirotecnico. E continuiamo a parlare di fede, devozione e tradizione. A Raffadali, la festa della Madonna degli Infermi. Vediamo.
Sindaco, una celebrazione sentita, la festa della Madonna degli Infermi è sempre sentita e partecipata dai raffadalesi. Quest'anno in modo particolare, dopo 2 anni di pandemia che non ha permesso di celebrare la festa così come è stata sempre celebrata. Molte fedeli, molte persone hanno partecipato anche da parte dei paesi vicini, siamo soddisfatti, stiamo facendo una festa e speriamo di poterla continuare a fare negli anni a venire e finalmente mettere fine ad una pandemia che per tanti anni ha colpito la nostra comunità e il paese intero. Una organizzazione perfetta in sinergia tra la confraternita, l'arciprete, l'Arma dei Carabinieri, i vigili urbani e l'amministrazione comunale. Ogni anno mettendo insieme le sinergie di tutti questi organi riusciamo a fare un'eccellentissima festa. Un devoto particolare, tu ci credi molto alla Madonna? La Madonna degli Infermi di Raffadale, la madre Vergia Maggio, come la chiamano in Sicilia i siciliani, è certamente qualcosa di più di una semplice madre e di una semplice Madonna, è la personificazione della famiglia, della storia e della cultura di quanto sia importante una madre dentro la famiglia, è tutto quello che nei siciliani è stato per tanti anni un riferimento storico, culturale e religioso. La Madonna dei Malati, oltre ad essere tutto questo, è qualcosa in più, è il rimedio alla malattia, è la forza della salute, è la voglia di continuare a vivere una vita nella serenità e nella semplicità. Un tuo ricordo particolare, hai un ricordo anche dell'infanzia che ti lega alla Madonna? Ma ricordo quando da Presidente della Regione andai a far visita al Papa, portai con me un'immagine della Madonna, il Papa mi disse: sai perché in Sicilia la Madonna ha pianto? E io, imbarazzato, non sapendo rispondere, stavo tentando di giustificarmi, e mi disse: la Madonna ha pianto in Sicilia perché si piange per le persone a cui si vuol bene. La Madonna vuol bene ai siciliani. La nostra Madonna, che noi vogliamo bene, che i raffadalesi venerano, adorano e pregano, deve essere per noi il riferimento del bene, perché dobbiamo sapere che anche nelle difficoltà più assolute la Madonna ci vuole bene. Donaldo, che giornata è stata quella di oggi? Abbiamo visto la partecipazione di numerosi fedeli, quindi ci tengono a questa manifestazione, a questa festa della Madonna. Sì, dopo 2 anni che non si è potuta fare la processione, quest'anno per la prima volta dopo questi 2 anni di pandemia la comunità di Raffadali ha sentito proprio il desiderio di partecipare alla processione e quindi a tutto quello che è il contorno della festa. Sarà una settimana piena di... Sì, c'è un'altra settimana piena, perché già da mercoledì sono iniziati i festeggiamenti, adesso c'è la seconda settimana fino a domenica prossima, quando ci sarà un'ulteriore processione sabato e domenica prossima per fare l'altra parte del paese. E si concluderà? Si concluderà il giorno 17, domenica dell'8ª così chiamata, proprio con la terza processione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Salute degli Infermi. Vaccino Covid a breve, obbligo alla 4ª dose per gli over 60 fragili e personale sanitario. Le regioni pronte alla riapertura degli hub in settimana. L'intervista a Renato Costa, commissario dell'emergenza Covid a Palermo. In realtà noi abbiamo scelto di non chiudere, non abbiamo mai chiuso i nostri hub, perché abbiamo continuato ad avere un flusso continuo e costante di vaccinazioni, seppur estremamente ridotto.
ne facevamo 40, 50, 60 al giorno, però avendolo qua nel centro direzionale per noi gestirlo con un minimo di personale era assolutamente possibile. Adesso da un po' di giorni stiamo incrementando, anche prima delle previste aperture di fascia, perché la gente si preoccupa, viene a farsi la quarta dose. Abbiamo incrementato moltissimo le vaccinazioni domiciliari, facendo uno sforzo terribile, ma è importante raggiungere questo target di fragili, e quindi da adesso credo che dalla settimana prossima torneremo, non dico a regime dei 6.000 vaccini al giorno, ma sicuramente incrementeremo. Quindi il fatto di non aver smantellato l'hub si è rivelato vincente, perché noi dobbiamo solo metterci le persone, la struttura è perfetta, funziona come ha sempre funzionato, siamo pronti ad affrontare questa nuova ondata di vaccinazioni che speriamo sia il più numeroso possibile, perché intanto abbiamo le quarte dosi anche per i sessantenni e soprattutto ci prepariamo per avere la possibilità di somministrare a tutti un vaccino aggiornato, che penso sia disponibile per settembre-ottobre. Celebrata ad Agrigento la giornata del medico e dello odontoiatra, giuramento di Ippocrate e conferimento di medaglie d'oro ai professionisti che hanno compiuto 50 anni dalla laurea. Vediamo. Oggi, il 9 luglio, l'Ordine dei Medici di Agrigento celebra il giuramento di Ippocrate per i neoiscritti e festeggia con una medaglia d'oro i colleghi che hanno compiuto 50 anni di laurea. È una bella manifestazione e guarda caso penso che sia un passaggio di testimone tra chi ha 50 anni di laurea e il neoiscritto. Credo che ci siano tante esperienze da poter trasmettere e un esempio, che saranno sicuramente un esempio per i nuovi iscritti. Nuovi iscritti che leggeranno il giuramento di Ippocrate, incarneranno il giuramento di Ippocrate, che sarà la base su cui loro devono improntare la propria attività, la propria vita professionale, perché il giuramento di Ippocrate ci dice quello che dobbiamo fare e noi lo sentiamo, di essere pronti a curare tutti, senza distinzione di razza, senza distinzione di religione, senza distinzione di cultura, senza distinzione di classe sociali. Quindi di fronte a noi la stella polare è la salute del cittadino e l'etica professionale. E quando si osserva il giuramento di Ippocrate noi sicuramente otteniamo i risultati, otteniamo cioè di essere osservanti dell'etica professionale e dell'altro obiettivo nostro, che deve essere quello della salute del cittadino. Iniziamo sicuramente dal fatto che i professionisti della salute, quindi i medici, sono quelli che oggi, come sempre, garantiscono il diritto alla salute dei cittadini. E in questo sistema sanitario nazionale, che è stato messo a dura prova dal Covid, ereditiamo dalla stagione dei tagli la carenza del personale. Una carenza che si riverbera all'interno degli ospedali, ma anche sul territorio, con una vera e propria difficoltà nel garantire i servizi, perché il senso di responsabilità dei colleghi, la passione per questa professione, la voglia di garantire in ogni caso la salute ai cittadini ci porta a rimboccarci le maniche, ci ha portato a rimboccarci le maniche e a in qualche maniera a farci carico anche delle disfunzioni, delle carenze di un sistema che è un sistema che non è riuscito nel tempo a svolgere quella funzione di sviluppo del servizio sanitario a favore dei cittadini, ma allo stesso tempo ad eliminare le disuguaglianze che questa sanità delle regioni ha prodotto. Siamo qua ad Agrigento per ribadire alcune caratteristiche fondamentali che riguardano i medici, i nostri riferimenti, che sono i riferimenti che nei secoli sono sempre mantenuti costanti, essere vicino e al servizio dei cittadini e cercare di
superare le difficoltà che si frappongono, però dobbiamo dire che in questo momento di queste difficoltà incominciano ad essere molte, troppe, alcune decisioni che sono state prese anche rispetto alla pandemia non hanno tenuto conto di alcune risultanze scientifiche, per cui ci troviamo in questo momento in particolare difficoltà. In altri termini, questo sta determinando un logoramento da parte dei medici, un logoramento perché non ci sono state adeguate quelle che sono le necessità oggi della sanità, e non sappiamo effettivamente quanto possiamo resistere a stare accanto ai nostri cittadini, a occuparci della loro cura, della loro salute in condizioni sempre più precarie, e queste sia in ambito ospedaliero che in ambito territoriale. Oggi è una giornata di festa per il mondo medico agrigentino. Oggi noi festeggiamo la giornata del medico e dell'odontoiatra e nello specifico io, in qualità di presidente dell'albo degli odontoiatri, ho particolare gioia nell'avere la possibilità oggi di essere presente al giuramento dei giovani colleghi. I giovani colleghi medici odontoiatri che entreranno a fare parte della grande famiglia dell'ordine. È un momento di significativa importanza perché si renderanno conto di quanto sia importante la professione che andranno ad esercitare. Elezioni regionali, primo confronto a Palermo dei 3 candidati delle primarie del 23 luglio prossimo in Sicilia per la scelta del candidato presidente della regione della coalizione di centro-sinistra. Concorrono il sottosegretario Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, l'eurodeputata Caterina Chinnici del Partito Democratico e Claudio Fava, leader del Movimento 100 Passi ed ex presidente della Commissione regionale antimafia. Finora sono circa 14.000 le registrazioni alla piattaforma informatica per partecipare alle primarie online all'indirizzo www.presidenziali22.it. Vi saranno anche oltre 30 gazebo per votare fisicamente, anche in tal caso bisognerà registrarsi. Le iscrizioni si concluderanno il 21 luglio, 2 giorni prima del voto. E di 4 feriti e 5 denunciati il bilancio di una maxi rissa avvenuta all'interno di un bar a Licata. La zuffa sarebbe stata innescata da un diverbio tra un giovane e il titolare dell'esercizio commerciale. Quest'ultimo avrebbe intimato di uscire dal locale al ragazzo quando, dopo una chiamata di alcuni amici, sarebbero arrivati sul posto i rinforzi con un gruppetto di giovani, tutti tra i 20 e i 25 anni, che hanno dato vita alla maxirissa. Tempestivo l'intervento dei poliziotti del locale commissariato che, dopo aver riportato la calma, hanno identificato e denunciato i protagonisti, tra loro anche un minorenne. Devono rispondere tutti del reato di rissa, mentre il titolare del bar anche di detenzione di armi e oggetti atti ad offendere, in quanto avrebbe utilizzato un bastone durante la zuffa. Alcuni dei giovani sono finiti in ospedale con la prognosi di 10 giorni. Capisco che si tratta di 2 operazioni diverse. Un conto è la demolizione che va fatta per garantire anche una continuità nel progetto, un conto sono le assegnazioni, però è anche vero che è impensabile procedere ad un'attività così tanto ampia in presenza di un centro abitato. Ci sono abitazioni vicine al sito in cui attualmente c'è la demolizione. Questo significa che, per quanto si possano adottare delle precauzioni, delle misure di sicurezza, ma nessuno ci può garantire la piena sicurezza appunto di queste operazioni di demolizione, perché comunque ci sono polveri, la vibrazione del terreno che può far cascare anche le case attualmente abitate da persone, da bambini. Quindi noi non chiediamo, noi non ci opponiamo alla demolizione, perché, ripeto, questa va fatta, però vorremmo chiarezza innanzitutto da parte delle istituzioni, perché ci sentiamo abbandonati, lasciati soli, e poi appunto chiediamo soltanto sicurezza, basta, non chiediamo nient'altro.
Viviamo un grande disagio, come è stato detto ancora abbiamo i topi che circolano, abbiamo scarafaggi dappertutto, i disagi perché abitiamo qua, la polvere c'entra a casa, respiriamo questa polvere 24 ore al giorno si può dire. E un'altra cosa che noi chiediamo, vogliamo una data certa, perché in questo anno c'è stato sempre data una data e poi non si è mai stato fatto niente, c'è stata data a dicembre, a maggio. Non si è mai visto nessuno, visto che abbiamo una graduatoria definitiva, noi ci chiediamo il perché ancora siamo qui. Noi vogliamo in questo momento avere una data precisa, siamo stanche di andare in continuazione a maggio, a dicembre, anche perché tanti di noi hanno anche fatto già i pacchi, perché c'era stato detto che noi a dicembre saremmo andati via, tanti di noi abbiamo i scatoloni in casa. E viviamo un disagio che non si può più vivere. La mia preoccupazione è che io abito a 50 cm da dove stanno demolendo, ieri c'è stato un macello perché hanno demolito e mi è entrato un macello di polvere, non sono potuto uscire di casa, ho dei bambini, ho un cane, non sono impensabili quello che stanno facendo perché non si può demolire a 50 cm dove abitiamo noi, ci hanno abbandonati, ci hanno trattati come cittadini di serie B. Vi è stato chiesto comunque di avere pazienza in questo momento perché la graduatoria è stata fatta, quindi questione di poco anche voi dovrete ricevere un nuovo alloggio. Però non abbiamo nessuna risposta dalla prefettura, da Rismè e dal sindaco Basile, non ci hanno dato risposta, non sappiamo niente, siamo nel degrado più totale. Un resort da sogno a Torre Salsa inaugurato dall'Adler Sicilia. Vediamo. Un modello da seguire per lo sviluppo del territorio nel rispetto dell'ambiente, un esempio di come al confine con una riserva naturale si possono realizzare strutture ricettive di questo tipo, un resort davvero molto bello, incassonato in modo meraviglioso dentro lo scenario di Torre Salsa, e questo quanto dichiarato dal sindaco di Siculiana Peppe Zambito a margine della visita insieme ai 4 assessori nel nuovo Adler Spa Resort Sicilia inaugurato dai fratelli Sanone Rincontrada Torre Salsa a Siculiana. Un investimento importantissimo e rappresenta proprio quello che noi vogliamo realizzare, cioè delle strutture che si inseriscono molto bene nel paesaggio, nel territorio, in posti molto molto belli. Questo non è un posto molto bello, questo è un posto fantastico. E gli ospiti rimangono a bocca aperta perché anche scendendo in spiaggia non si aspettano un paesaggio, un luogo così, non lo conoscono, devo dire, conoscono poco questa zona, per cui diciamo rimangono esterrefatti. Poi abbiamo anche tante attività sportive, attività anche di sightseeing, di conoscere il territorio, gastroenologiche, dove portiamo i nostri ospiti a vivere questo contesto che è veramente speciale. Che abbiamo un team della cucina composto da circa 20 cuochi, che sono tutti siciliani senza eccezione, sono tutti della zona. Il nostro concetto è proprio la cucina regionale, a chilometro zero, chiamiamola così, regionale comunque, soprattutto la Sicilia offre tantissimo in questo senso e gli ospiti sempre di più apprezzano le cose tipiche, le cose genuine, e qui siamo nel posto giusto per questo. Un esempio di come al limite della riserva naturale si possono realizzare strutture di questo tipo. La struttura è davvero molto bella, incastonata in modo meraviglioso dentro lo scenario di Torre Salsa. Ho avuto modo e il piacere di visitarla tutta, ho visto gli spazi, ho visto come veramente hanno realizzato qualcosa di meraviglioso. È chiaro che noi siamo interessati affinché attività di questo tipo nel nostro territorio abbiano sempre più, cittadinanza, perché possono servire non solo ad ospitare e far conoscere le nostre bellezze, ma soprattutto anche ad incentivare nuove attività e a coinvolgere questo territorio di Siculiana davvero nella sperimentazione di come il turismo possa assumere connotati diversi. Noi abbiamo tutto, abbiamo le caratteristiche
per offrire un'ospitalità che parte dalla memoria, dalla nostra storia, dai nostri scorci sia del centro storico sia del Borgo Marinaro, quindi saremo ben lieti affinché avvenga questa contaminazione e che lo sviluppo di questa struttura diventi anche un motivo di lancio per la nostra Siculiana. Noi ci proponiamo ovviamente in un territorio incantevole, una location unica, circondata dal verde, dal mare, di fronte Mediterraneo. Sulla sinistra abbiamo la splendida riserva naturale di Torre Salsa, per poi avere invece una vista meravigliosa su Capobianco. Noi ci proponiamo come luogo ideale per riuscire a trascorrere un soggiorno dedicato al benessere, alla scoperta del territorio locale, conoscere Siculiana, Montallegro, conoscere quelle che sono le attrazioni più vicine a noi, quindi dare un valore aggiunto all'offerta già presente per esempio su Agrigento per la Valle dei Templi, ma fare in modo anche che l'ospite riesca a godere di un'esperienza unica, di scoperta vera del territorio, conoscere le aziende agricole e i produttori locali che sono ovviamente linfa vitale anche per noi, perché il 90% della nostra produzione locale, dell'offerta di cibo ai nostri ospiti proviene effettivamente da produttori locali di Montallegro, Siculiana, Favara, eccetera, eccetera, di tutte le città della provincia di Agrigento. Quindi una vera riscoperta dei sapori, una vera riscoperta della cultura locale, valorizzando gli aspetti più veri e reali dell'agrigentino e della zona in cui ci troviamo. Non c'è alcun dubbio sulla natura dolosa dell'incendio che nella scorsa giornata è stato appiccato all'interno della riserva naturale di Torre Salsa Siculiana. Le fiamme innescate in più punti hanno in breve tempo avvolto una casa rurale in quel momento disabitata che è stata completamente devastata. Ad accorgersi del fuoco è stato un passante che ha immediatamente allertato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Consiglio Comunale di Marsala in provincia di Trapani all'unanimità ha conferito la cittadinanza onoraria post mortem al giudice Giovanni Falcone. Vediamo. Al pari di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone merita la sincera e convinta riconoscenza di tutti i cittadini marsalesi per il fulgido e scrupoloso impegno profuso nel suo lavoro di magistrato. Il Consiglio Comunale della città di Marsala propone di conferire la cittadinanza onoraria post mortem al giudice Giovanni Falcone, quale attestato di stima e di gratitudine da parte della città di Marsala per l'eccezionale impegno civile dello stesso costantemente profuso, fino all'estremo sacrificio nella lotta alla mafia e alla criminalità e per l'affermazione della legalità. 17 presenti, segretario, approvato all'unanimità con 17 voti favorevoli. Un particolare ringraziamento al consigliere Cavasino, all'avvocato Cavasino, ma a tutto il Consiglio Comunale. Da oggi il dottor Giovanni Falcone è cittadino onorario della città di Marsala. Professoressa Falcone, grazie per essere qui, soprattutto per il suo costante, perseverante, deciso impegno. Mi permetto di dire, in questi anni lei ha saputo trasformare un dolore umanamente inaccettabile in una opportunità, in una pedana di lancio, in un impegno educativo che ha consentito a tanti di noi un percorso di emancipazione che ha illuminato tante coscienze. Il sindaco, visti gli atti d'ufficio, vista la deliberazione di Consiglio Comunale numero 100 del 10 luglio 2022, conferisce la cittadinanza onoraria alla memoria al giudice dottor Giovanni Falcone, in segno di profonda gratitudine dei marsalesi per il suo eccezionale impegno civile e professionale, tenacemente e coraggiosamente profuso fino all'estremo sacrificio nella lotta alla mafia e alla criminalità per la promozione e l'affermazione della legalità. Ci sono battaglie che devono essere portate avanti da tutti gli appartenenti alla società, qualsiasi sia il partito, qualsiasi sia l'idea
politica alla quale si appartiene. Porterò questo cimelio, questo ennesimo cimelio in fondazione, ma mi sono chiesta non solo quello che rappresenta per me e per gli appartenenti alla fondazione, però io mi chiedevo cosa rappresenterà questa cittadinanza invece nei giorni successivi a questa bella cerimonia per la cittadinanza, per i cittadini marsalesi. Sarà dimenticato 2 fili nel giornale vostro locale e poi domani non ne parleremo più? O può rappresentare qualcosa di importante, soprattutto per i giovani di questa città? Un giorno in cui una persona in cui identificarsi significa approvare, far propri i valori nei quali Giovanni ha creduto. Grazie. Sono trascorsi 30 anni dalle stragi del 92, la memoria di chi c'era è ancora nitida. Una cicatrice che non andrà mai via. 57 giorni dopo la strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, sulla città di Palermo si innalza un'altra nube di fumo che distrugge le abitazioni, fa esplodere le auto parcheggiate e dilania i corpi riducendoli in brandelli. Un rumore di sirene incessante che interrompe quello che avrebbe dovuto essere un tranquillo pomeriggio d'estate. Alle 16:58 del 19 luglio 1992 una Fiat 126 imbottita con 90 kg di esplosivo viene fatta saltare in aria in via Mariano D'Amelio. Tramite un telecomando perdono la vita il giudice Paolo Borsellino, che era andato a trovare la madre, e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Baltar, Eddie Cosina e Claudio Traina. Che poi noi, nell'ambiente dei fotoreporter e dei giornalisti che si occupavano di mafia, pensavamo che il giudice Falcone non lo ammazzassero più perché ormai era lontano dalle cose palermitane, dagli affari siciliani. Lui si era trasferito a Roma, agli affari penali, invece lo ammazzarono e come? E lo ammazzarono mentre veniva proprio a Palermo. Giorni tremendi vissuti in apnea, scatti in quantità industriali, la strage, i funerali, il dare fondo. All'archivio del giudice da vivo, quante foto, quanto lavoro, racconta in esclusiva Franco Lannino, giornalista e fotoreporter palermitano. Poi dopo i funerali e dopo che tutto fu compiuto, la domanda fatidica: e ora chi si fotografa? I nostri caporedattori, i nostri direttori non ebbero dubbi, Borsellino, e noi cinicamente a pensare: adesso sarà lui il prossimo obiettivo, sì, sarà lui. Lo sapevamo noi, lo sapevamo tutti. Raccogliamo a più scatti di Paolo Borsellino in quei 57 giorni che in tutti gli anni precedenti fu una vera e propria caccia culminata alla biblioteca comunale, ultima apparizione pubblica del giudice prima del suo estremo sacrificio. Adesso, a 30 anni esatti dalla sua morte, mi vergogno, aggiunge Lannino, e mi sento un po' colpevole. Io lo sapevo che lo avrebbero ucciso. E che ho fatto? Ho scattato delle foto, scavando tra le sue espressioni. Mi sento colpevole, anche se di una infinitesima parte rispetto a chi, politico o grosso funzionario di Stato, ugualmente sapeva e non fece nulla per evitarlo. E a volte dormo male e penso: ma come riescono a fare sogni tranquilli ancora quei ormai pochi rimasti vivi che sapevano e che non fecero nulla per bloccare quella tragica deriva? Mi sento poco colpevole di fronte a questi burocrati scellerati e pavidi, ma mi sento tanto colpevole agli occhi di chi a quel tempo neppure lo conosceva il giudice Paolo Borsellino. Passaggio della campana anche per il Lions Agrigento Chiaramonte. Giusy Amato lascia la guida del club ad Aldo Sessa. Vediamo.
Passaggio della campana ieri presso la location del Madison di Realmonte, del Lions Club Agrigento Chiaramonte. L'avvocato Giusy Catuscia Amato termina il suo mandato di presidente, un anno a sua detta ricco di emozioni, soddisfazioni, gratificazioni e con tanto lavoro svolto, ringraziando i soci e quanto hanno collaborato fattivamente alle iniziative che il club dalle presieduto ha organizzato. Giusy Amato afferma ancora: lascio il timone di questa nave ad Aldo Sessa, con la certezza che continuerà in questo viaggio sulla rotta del We Serve. Spero di lasciare il nuovo presidente un bel lavoro fatto tutti insieme nell'ottica e nel motto del We Serve. Abbiamo fatto tante attività, siamo stati veramente tanto presenti sul territorio e le istituzioni ne riconoscono il merito, che penso dopo un anno di lavoro sia più che gradito. E spero naturalmente che il nuovo presidente, cosa che sicuramente sarà, continui su questa nuova scia, su questa scia che abbiamo iniziato, sempre con un occhio ai fragili, a chi ha bisogno di noi, al nostro territorio che tanto ha bisogno dell'associazionismo. Un club che cresce con l'adesione di nuovi soci nella cerimonia di oggi? Abbiamo 2 nuovi soci che entrano, sono 2 avvocati, 2 amici per quanto mi riguarda di vecchia data, che mi hanno contattata personalmente, quindi non sono stata io ad andarla a cercare, la cosa bella è questa, ma che interessati e attirati dalle iniziative fatte durante l'anno e visti sui social nonché sui mass media, si sono voluti avvicinare spontaneamente, e questo è anche un orgoglio di questa Presidente. Tra i tanti service, uno in particolare che ha particolarmente curato e l'ha impressionata? Allora, sicuramente l'adottare una bambina nascitura che è nata, la nostra piccola Amy, che è nata il 31 di ottobre e l'abbiamo vista nascere, crescere e portare avanti fino all'ultimo in tutte le sue esigenze, quale era il latte perché la bambina aveva dei problemi alimentari, alla medicina, ai vestiti, alla qualsiasi cosa, di una famiglia senegalese, quindi molto molto umile, sicuramente è stato il nostro fiore all'occhiello, ma anche tanta prevenzione alla salute, anche tanto occhio alla cultura. È stato veramente un gran bell'anno e devo dire grazie a tutto il mio club, perché a differenza di molti che parlano di solitudine del presidente, io la solitudine quest'anno l'ho cancellata. Lo spirito è sempre quello dell'etica lionistica. I miei amici, i soci del club mi hanno chiamato a fare questo, a svolgere questo compito, a rivestire questo incarico. Tengo a ribadire, si tratta di incarico e non di carica, perché noi siamo al servizio della gente, non rivestiamo cariche, le cariche le lasciamo ad altri. Obiettivi particolari, Presidente? Gli obiettivi sono quelli sempre di continuare sulla scia di quello che è stato fatto quest'anno dalla Presidente uscente, dall'Avvocato Amato. Saremo presenti tra la gente, tra chi ha bisogno, chi ne ha necessità. Faremo quello che sarà anche l'ordinamento, l'indicazione del nuovo governatore. Il comitato scientifico di Mariamico si incontra e si confronta da oltre 20 anni su diversi temi, partendo da quello della pesca nel tentativo di trovare strategie e offrire soluzioni perché le attività del mare possano prosperare ed evolvere nel rispetto dell'ambiente e del delicato equilibrio ecosistemico marino. La pesca e l'industria ittica rappresentano un settore produttivo fondamentale per la Sicilia, da sempre interconnesso a quello della tradizione enogastronomica dell'isola. E quanto emerge dal libro Il sapore del mare, il pescato siciliano in cucina. Con questo studio promosso dall'Associazione Ecologica Scientifica, Mariamico, il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, intende sostenere il consumo consapevole del pescato, puntando sulla ricchezza biologica del mare siciliano, sulla gastronomia locale, sulle tradizioni alimentari della gente di mare e sulla cultura della comunità marina. Gli autori, oltre a illustrare gli elementi peculiari dei principali organismi marini, offrono uno spaccato interessante sul ruolo della pesca, sul pescato e sulle tradizioni alimentari, la descrizione delle specie che vivono nei mari siciliani e delle tecniche di pesca più frequenti, accompagnata dalla parte più consistente dedicata al consumo di prodotto, ossia i modi di preparazione che spaziano da quelle più diffusi e innovativi a quelli tradizionali. La Sicilia, per giunta, vanta il primato di presentare una varietà di ricette
quasi infinita. La conferenza stampa di presentazione del volume si svolgerà a Palermo mercoledì prossimo 13 luglio alle 10:30 presso la sala stampa di Palazzo dei Normanni. Basket e il ritorno di Davis Cagnardi in Fortitudo Agrigento, un allenatore che con 18 vittorie ha fatto sognare il Palamoncada portando la squadra al secondo posto dietro Torino prima che scoppiasse la pandemia. È la conferma di un giocatore che era già tornato a sua volta in vista dei playoff. Arriva adesso è Lorenzo Ambrosin, confermato per la prossima stagione nel roster. I dettagli nel servizio. Dopo l'annuncio dell'arrivo del coach Cagnardi, un ritorno ad Agrigento, arriva la conferma di un altro giocatore già tornato a sua volta in vista dei play-off. Si tratta di Lorenzo Ambrosin, confermato per la prossima stagione nel roster della Fortitudo Agrigento. Era tornato per vincere, è tornato nel momento più difficile della storia dei biancazzurri. È stato l'ultimo desiderio del patron Salvatore Moncada, quello di rivedere Lollo al Palamoncada in Serie A2, e così è stato. Davanti a una bolgia di oltre 3.000 persone lo scorso 22 giugno, nella storica finale di gara 5 contro il Rieti, Ambrosin è stato uno dei protagonisti assoluti dei playoff, probabilmente il miglior giocatore di tutta la serie, e rinnova senza alcun ripensamento il suo legame con la Fortitudo Agrigento, insomma una seconda casa, così come lui la definisce. Sono onorato e contentissimo di continuare a far parte della Fortitudo Moncada. Agrigento per me è una grande famiglia e, come ho sempre detto, è una seconda casa, un posto dove sto bene, dove ci sono tanti amici. Non vedo l'ora di iniziare. Sono contento del ritorno di Davis, con cui ho già lavorato, e ringrazio tutti, la famiglia Moncada, il presidente Gabriele, e spero di ritrovare tutto l'entusiasmo visto in gara 5 al Palamoncada. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.